tutta la struttura per un lavoro che è sicuramente un lavoro impegnativo, il che evidentemente non può far tacere rispetto a un dissenso politico, che è un dissenso radicale, ci porterà ad un voto contrario, per alcune ragioni molto semplici. La prima, in situazioni di emergenza è necessario coinvolgere e unire, riuscire a rendere partecipi e protagonisti delle scelte quanti più soggetti possibile. Questo riguarda la dialettica maggioranza e opposizione e anche questa volta, a conclusione di un anno nel quale abbiamo dimostrato un atteggiamento straordinariamente costruttivo, noi abbiamo visto cassate sistematicamente tutte le proposte che abbiamo fatto per cercare di migliorare l'impianto di questa manovra. Questo vale per il coinvolgimento delle forze più vive e responsabili della società regionale. Non è un lusso o un divertimento o un aspetto formale parlare prima di fare le scelte con il mondo dell'impresa, con il mondo del lavoro, con il mondo della ricerca, con il mondo della cultura, per cercare di raccogliere idee, spunti in un momento che è straordinariamente difficile. E il risultato ne risente. Il risultato ne risente perché non c'è in questo piano innovazione e non c'è una forte spinta verso la sostenibilità. Ci sono interventi complessivamente molto tradizionali. Alcuni saranno anche utili in qualche misura, altri sicuramente lo saranno molto di meno, ma sicuramente il risultato finale non è all'altezza della sfida che noi abbiamo davanti. E soprattutto quando si parla di grande piano di investimenti c'è uno scarto molto grande tra gli annunci e quelli che saranno i processi che si metteranno in moto nei tempi che sono ragionevolmente necessari per la situazione che stiamo vivendo. Molte delle nostre proposte avevano la caratteristica, e quando dico nostre dico dell'insieme dell'opposizione, di mettere invece in moto processi rapidamente, perché noi crediamo che questa sia la priorità in questo momento. Silenzio. I lavori pubblici che possono partire nel 2021, prima di quelli che possono partire nel 2024, i sostegni che possono mettere in moto processi di ripresa e di investimento da parte delle imprese oggi, non quelli che stiamo attendendo da troppo tempo, no? Attendendo questo disegno di legge sviluppo impresa che speriamo nel 2021 si possa discutere e si possa approvare. Potete dire quello che volete, ma le proposte che abbiamo fatto su sanità, le proposte che abbiamo fatto su digitale, le proposte che abbiamo fatto su economia, le proposte che abbiamo fatto sui lavori pubblici avevano queste caratteristiche. Si poteva costruire un lavoro. Finisco, Presidente. Si poteva costruire un lavoro migliore insieme, per l'ennesima volta non è stato possibile. Il giudizio politico è totalmente negativo.